Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati alla nostra seconda puntata settimanale di Auto da Fè. Sono molto felice di avere di nuovo con noi, di ritrovare, di poter fare una conversazione questa mattina con Marco Gregoretti, che è già collegato con noi in video. Buongiorno Marco, giornalista d'inchiesta, investigativo, scrittore, autore televisivo. Recentemente sei tornato anche in TV con una bellissima rubrica, a me piace molto, La macchia nera, che conclude il programma di Piero Chiambretti su Rai 3 al sabato, intorno alle 21, 21:15, insomma. È una conclusione che va in controtendenza rispetto a ciò di cui parleremo anche oggi per altri versi, perché tu in pochi 2 minuti scarsi, 1 minuto e 40, 2 minuti, ti occupi di ciò di cui non si occupa quasi nessuno, no? Di questioni che hai riportato anche tu alla luce, che hai contribuito a riportare alla luce e che vanno fuori dalla cronaca nera usuale. La osservazione da cui è partita questa rubrica è in fondo anche ciò di cui parleremo oggi sostanzialmente, cioè questa ossessione drogante, come l'ha perfettamente definita un avvocato che tu hai contattato e che è l'avvocato di una delle persone coinvolte nella vicenda di Garlasco, ma rimaste finora ai margini. L'avvocato di Flavius Savo, no? Che è detenuto, che ha raccontato tante cose. Grittini. Sì, l'avvocato Grittini l'ha definita così, un'ossessione drogante quella di Garlasco. E questa mattina cercheremo appunto di ragionarci intorno sul perché sia diventata un'ossessione drogante e su quale sia il confine tra informazione e tossicodipendenza, che sia essa indotta o sviluppata dal pubblico stesso, perché poi magari quello è anche. Allora, tu nella tua macchia nera ti occupi di tirar fuori cose che nessuno osserva, interessantissime, e è quello che fai anche sul tuo canale YouTube. Chi ci ascolta può facilmente trovarlo, il link è anche nel post che introduce la nostra conversazione qui su Radio Libertà. E il tuo canale, io lo dico da utente, da cittadino comune, non da giornalista, ma da persona che vuole informarsi, il tuo canale restituisce quella freschezza e quella amore per la notizia e per l'approfondimento della notizia che è merce abbastanza rara, non che non ci sia su internet e tra gli youtuber, però è piuttosto rara, è una merce rara ed è preziosa, per cui invito caldamente chi non ci fosse ancora capitato sopra a cercarselo, il canale YouTube di Marco Gregoretti. Detto questo, Marco, stamattina tu hai fatto pure una lunga live con un altro protagonista della scena YouTube, Emanuele Sant'Andrea, che è uno che lavora con uno scrupolo incredibile anche lui, e avete fatto una lunga diretta sull'importanza dei dettagli nelle indagini, da Garlasco a Erba. E tu hai notato, mi sembra, che questa cosa di Garlasco praticamente ha inglobato tutto, no? Sono uscite cose molto interessanti. Tu ti stai occupando di Emanuela Orlandi e anche del lavoro che sta facendo la commissione parlamentare di inchiesta su questa storia antica e mai risolta. Sono venute fuori cose clamorose, ma il clamore è sopito. Il clamore non esiste perché tutto è preso dall'ossessione drogante di Garlasco, e tu stesso, quando non ti occupi esplicitamente di Garlasco fin dal titolo delle tue dirette, gli ascolti vanno giù. Tu hai detto qui altro che libertà, qui c'è un algoritmo che decide cosa deve essere evidenziato e cosa genera ascolti e cosa no. La tua valutazione dopo un bel po' di tempo che ormai fai questo hai fatto il mestiere classico del giornalista d'inchiesta che va sui luoghi, sente le persone, scava, ricerca. Lo stai facendo ancora, ma adesso sei in un mondo differente. Mi piacerebbe molto capire qual è la tua valutazione. Quant'è? Un anno e mezzo, 2 che ormai hai questo canale su YouTube, quindi... Sì, diciamo che sì, il canale c'è da un po', ma è esploso esploso, adesso non esageriamo. Comunque ha trovato una sua collocazione numerica abbastanza sorprendente per me negli ultimi 5-6 mesi, diciamo, da quando si è ricominciato a parlare di Garlasco, però e quindi Garlasco ha avuto questa
questo merito per il mio canale che io cerco di utilizzare per altro, ma il discorso è, secondo me, una riflessione che va fatta è sulla libertà, perché si dice meno male che appunto. c'è la rete, che c'è il web dove si è più liberi. Io parto da una domanda iniziale. Non credo in realtà, anche se adesso ci siamo dentro, non credo che Google sia particolarmente interessato alla libertà di espressione, di informazione, di informare, di informarsi. È forse oggi uno dei poteri più importanti del mondo e tutto è lì dentro. Allora, Garlasco è diventato un'ossessione drogante, come dice l'avvocato Grittini, per diversi motivi. C'è una sorta di identificazione col concetto di giustizia e di verità delle persone, che però secondo me è tracimato, cioè adesso si ricevono inviti a partecipare, a iscriversi a gruppi che si chiamano tipo Alberto Stasi, senatore a vita subito, quindi siamo andati oltre la cronaca, oltre. E quindi uno dei motivi, secondo me, è che a un certo punto la rete decide qual è l'algoritmo che va implementato. E quindi è inutile dire, cioè Google promuove l'algoritmo Garlasco. E quindi se io parlo di Emanuele Orlandi, come ho fatto per esempio nell'ultima Macchia Nera, ho raccontato una cosa che sta provocando un piccolo terremoto all'interno di quella vicenda. Ho detto una cosa da verificare, no? Però ho detto che un signore si è autoaccusato, ha detto sono stato io a prendere Emanuele Orlandi e l'ho caricata in una macchina. No, l'ha detto in commissione parlamentare d'inchiesta, che è una notizia che aspettiamo da 43 anni, no? Non perché sono stato bravo, ma interessa fino a un certo punto l'algoritmo. Allora, alla fine, questa tanto decantata libertà della rete, in questa maniera finisce di essere, come potrebbe dire un complottista come l'avvocato Franceschetti, finisce per essere una massima rappresentazione del controllo delle menti, perché decide di cosa tu devi parlare. Perché dietro c'è anche un discorso. Il canale YouTube ti riconosce una fee e la fee è basata sul numero di visualizzazioni. E se tu vedi poi come si chiamano, i site, tu vedi che le visualizzazioni sono veicolate dal canale, perché c'è scritto quelle che sono spinte da YouTube, quelle libere, quelle vedi che la maggior parte sono quelle, ecco, e lì è legato anche il discorso della fee. Ci sono degli YouTuber, senza fare nomi, ma ci sono persone che guadagnano decine di migliaia di euro al mese con questo sistema, e allora magari tu capisci che il commento cattivo che fa quel youtuber o quella youtuber, il commento volgare contro questo, contro quell'altro, non parte da una libertà di informazione, parte dal fatto che se faccio quel commento ricevo 50.000 visualizzazioni, facciamo che se una media di 5-6 euro ogni 1.000 visualizzazioni, fai i tuoi conti quanto incassa con quell'insulto. Ecco, e quindi io non me la sento tanto di chiamarla libertà. C'è una scommessa che però in questa fase, che è una fase ancora, diciamo così, come direbbe Francesco Alberoni, di stato nascente, ecco, possiamo ancora provare a giocare una partita giornalistica un po' libera. Ecco, tu che valutazione dai della tua attività su YouTube da questo punto di vista, appunto, dal punto di vista dell'informazione libera? Fate le premesse che hai fatto adesso, ovviamente. No, io do una buona, anzi ottima. Perché ho visto, mi sembra, l'altra sera Carlo Freccero, no? Non so se l'hai visto anche tu, non mi ricordo dove, in televisione, però lui è tanto tempo da grande uomo di televisione, qual è stato e qual è, che dice la televisione ormai è invecchiata, il futuro è di YouTube,
YouTuber hanno fatto un lavoro straordinario anche partendo da questo caso Garlasco, ma è un lavoro di struttura che resterà, a prescindere dal caso Garlasco. È il nuovo mainstream. Mm. Cioè, la BBC si sta spostando su YouTube. Quindi, cioè, non è una cosa, oramai non è una cosa rivoluzionaria, è un dato di fatto, deciso dal mercato. Ecco, però lì su YouTube, per esempio, tu sei l'editore di te stesso, no? Sì, Teoricamente sì. non hai un padrone editoriale così ferreo. Ma infatti però è positiva. il nostro amico Andrea Lombardi, che pure è uno YouTuber in gamba e che lavora da tantissimi anni su YouTube, dice in realtà però io non sono mica tanto libero, sono editore di me stesso, non ho magari un direttore, un editore sopra di me come nelle testate tradizionali, però la mia libertà è già fortemente limitata dai contenuti che posso o non posso mettere in rete, dalle cose che posso o non posso dire, insomma, dalle parole. Tu come la vedi, Marco? Che è così, che ha ragione. Io do scusami, devo buttare giusta telefonata. Pronto? Pronto? Ecco. Scusatemi, ecco questo Prego. Per esempio, siccome arriva da una telefonata da una città da cui aspettavo una telefonata, invece era una vendita promozionale e quindi la mia libertà di dire un vaffa c'è, è bella forte e vi ho anche dovuto... No, voglio dire, io do un giudizio positivo a quello che faccio, perché sicuramente quello che faccio sul mio canale YouTube non riuscirei a farlo in una trasmissione, in un programma dove ho lavorato tanti anni anche. Non riuscirei a farlo, perché decido io, però ha ragione. Questo non posso dirlo, quell'altro non posso dirlo, se mi avventuro in un contenuto poco seguito, magari vengo un po' boicottato dalla rete. E poi c'è un dato, che è vero che io sono direttore di me stesso, ma sono anche ufficio legale di me stesso. E siccome nel mio mestiere, per come lo faccio io, la querela è lì, è proprio lì. Io vivo dicendo questa parola mi arriva o non mi arriva? Sostituisco questa parola con questa, così sono magari un po' più tranquillo che la querela non mi arrivi. Quando lavoravo in una redazione c'era l'ufficio legale della casa editrice, no? che mi assisteva. Adesso io ho avuto delle querele anche per il lavoro fatto in rete e ti toccano sul portafoglio apposta. Faccio l'esempio. Io scrivo un articolo su un giornale, su un certo argomento. Quell'articolo lo trasformo anche in un mio intervento sul canale o sul mio blog, uguale, identico. C'è un elemento querelabile, ma la querela mia viene fatta su quello che ho messo nel blog, non sul giornale, perché se fosse su quello che ho scritto nel giornale, che è la stessa cosa, l'avvocato me lo pagherebbe il giornale. Invece qui me lo devo pagare io. Ormai è diventata una strategia che chi lavora giornalisticamente in rete conosce molto bene ormai. E allora Marco, torniamo al tema della nostra discussione, l'ossessione drogante. Secondo te perché è diventata tale questa vicenda di Garlasco? E quindi è un'ossessione o una droga indotta anche dall'algoritmo di cui parlavi prima, o è un qualcosa che nasce dal pubblico stesso? Una droga che nasce dal pubblico stesso? Allora, l'algoritmo è una cosa che mi è venuta in mente recentemente, vedendo gli andamenti, no? No, perché tu hai parlato di Emanuela Orlandi, hai parlato di Ali Agca, hai fatto una puntata in occasione dell'attentato al Papa, il 13 maggio, eccetera, no? Quindi e hai verificato puntualmente che ogni qualvolta tu devii dalla retta via di Garlasco, gli ascolti diminuiscono sensibilmente. Quindi colpa del pubblico o dell'algoritmo? No, è un combinato disposto. L'algoritmo c'è perché l'algoritmo è nato quando si è accorto che quello era un filone che poteva rendere, no? Ma l'esplosione del caso Garlasco e di tutto ciò che è intorno, secondo me, ha anche delle ragioni,
nel senso che è intanto un caso che dopo 18 anni ancora non sappiamo la verità, è un caso dove l'idea di identificazione con l'eventuale detenuto ingiustamente ci colpisce tutti, dici caspita, potrebbe capitare anche a me. C'è un'identificazione collettiva verso il presunto innocente in galera, presunto innocente, presunto colpevole e presunto innocente, no? E allora questo ha prodotto, no? Poi c'è l'invidia sociale anche, perché l'accanimento contro alcune persone nasce anche dall'invidia sociale. L'invidia sociale che oggi come oggi ha anche le sue ragioni, perché il livello di ingiustizia sociale che noi viviamo tutti i giorni provoca una tale quantità di rabbia che trova sfogo così, no? E quindi tutti diventano investigatori, tutti diventano e dicono è stata lei, è stato lui, facendo nomi e cognomi perché c'è questa rabbia dentro, senza alcun elemento probante, cioè io ci sono dentro, non mi permetterò mai di dire è stato lui, è stata lei, ho delle ipotesi su cui lavoro, no? Ecco, però questo è stato molto ingaggiante e allora alla fine si sono create delle fazioni alimentate in maniera, io proprio sono a un passo prima dell'insulto, resto nella critica accesa, animate dai talk show televisivi, sì, che sono diventate una cosa... Ti stavo chiedendo quanto hanno giocato questi tantissimo. talk show della mattina, del pomeriggio, della sera. Tu vai da mattino 5 alle 14, alla sera tardi, tutti, ma tantissimo hanno giocato, hanno alimentato la creazione di questi partiti. Cioè io un giorno ricordo che c'era stata tutta una polemica su una criminologa che parlava delle eventuali parafilie di Alberto Stasi e l'hanno massacrata sui social, no? E io ho semplicemente detto, io non sono in grado, perché io non sono sicuro che lei non abbia visto delle cose che le hanno fatto venire questo pensiero. Tu non hai idea che cosa è successo. Che cosa mi hanno detto? Cioè di tutto, che ancora non avevo capito che Stasi era innocente, cioè cose che non c'entravano niente. Perché ero stato collocato nel partito filo questa criminologa. Invece, siccome da questo punto possiamo anche essere un po' gramsciani, mi interessa più certe volte il contenuto di chi lo propone, e quel contenuto a me interessava approfondire, vedere se davvero c'era questo discorso o no di parafilia, mi interessava quella cosa lì, però solo dicendo quello, allora siamo tutti schematizzati, no? Siamo tutti dentro un partito e i talk show, noi abbiamo i fan club dell'avvocato De Rensis, che è simpaticissimo, che è una star, che è una perfetto interprete della comunicazione televisiva contemporanea, perfetta, ce l'ha nel sangue. Lui ha fatto, peraltro si è occupato anche del caso Pantani, cioè io l'avevo già incontrato, tra virgolette, nel caso Pantani, ma ci dimentichiamo che De Rensis non è che è un opinionista qualsiasi, un giornalista o un attore, è l'avvocato di una delle parti in causa, per cui non potrà mai essere super partes, giustamente, perché sennò il cliente non lo paga più. Allora però viene messo lui contro Colaprico, ma è organizzato a copione questa cosa. Colaprico è un giornalista e lui è l'avvocato difensore di una parte, una parte, ecco. Ma in tutto questo, se siamo a livelli di tossicodipendenza, mi viene da dire, quell'istinto di giustizia, di verità, perché un'altra delle cose che ha sottolineato Freccero nei suoi interventi, perché l'ha detto più volte, no? Tutto questo interesse nasce anche dal fatto che il pubblico ha la sensazione che si stia per fare giustizia, per riparare un torto, per risarcire un innocente, e che indubbiamente c'è. Però questo
questo quadro da tossicodipendenti, forzato anche dalle TV e sviluppato anche da questo dibattito continuo enorme, e questo presenzialismo televisivo dei vari soggetti che diventano personaggi, alla fine non è che fa smarrire quella finalità positiva che poteva esserci all'inizio. Cioè, siamo sicuri che tutto questo circo non diventi un ulteriore sfregio alla giustizia e alla verità? No, ma dunque, ecco, questo è l'aspetto, però, e questa aspettativa ce l'ho anch'io come giornalista e come cittadino, per un motivo molto semplice, perché la Procura della Repubblica di Pavia ha messo le mani dentro la corruzione della magistratura, e l'idea che riesca a fare un minimo di pulizia mi Ecco, ma tranquillizza questo come aspetto cittadino. secondo te sta venendo fuori? Perché io nei dibattiti televisivi lo vedo poco, lo vedo molto poco. Io l'ho detto una volta da Nicola Porro, c'era anche il collega Massimo Lugli, e ho detto all'inizio, guardate, secondo me la storia vera qua è quella che riguarda le indagini sul lavoro della magistratura. E non mi hanno più chiamato, però non so se è per quello. No, perché chiaramente secondo me quella è la cosa dove poi dopo, perché comunque quello è un sistema dove c'è un combinato che vede in collusione politici, magistrati, carabinieri, secondo me interessi economici, avvocati, poteri economici, con la prospettiva di andare a beccare le collusioni con la criminalità organizzata. Quindi questa è una roba gigantesca, secondo me, e il punto critico del sistema della tossicodipendenza, secondo me, è proprio questo, perché Napoleone rischia di essere il Muccioli, e perché a un certo punto guarisce, fa giustizia. E allora non so se tutti i dipendenti, con affetto lo dico, saranno poi contenti nel momento in cui sarà fatta giustizia. Ecco, però Marco, mi sembra che lì stanno tutti a parlare della traccia 33, della pesca che aveva mangiato la ragazza prima di morire, tutti 1000 cose, tranne che di questo di cui stai parlando tu. Cioè il nodo di sistema e di marcio del sistema e di corruzione nel sistema viene lasciato tranquillissimamente sullo sfondo. Non interessa, all'algoritmo non piace, mi viene da non dire. Piace all'algoritmo, e non piace neanche a chi se la sta facendo sotto. Anche perché tu hai giustamente citato stamattina l'altro caso di Erba, no? Lì è venuta fuori un'altra notizia clamorosa, è scivolata via come se niente fosse in questi giorni. Devo dar merito a Max Andreetta, no? Il collega delle Iene, che ha fatto un lavoro straordinario, ha trovato dei testimoni e ha fatto un esperimento che in pratica collocherebbe i due poveri Rosa e Olindo a casa loro alle 21:45, che guarda caso però è l'orario in cui è stato battuto il famoso scontrino che testimonierebbe che loro erano a Como a mangiare dal McDonald's. Dal che si deduce che quello scontrino è stato preso da qualcuno, messo agli atti in maniera artificiosa, in maniera forzosa, appunto. Quindi diciamo, qui abbiamo la prova che quell'indagine è stata taroccata, se le cose stanno subito così, no? Perché è evidente. E ci sono dei testimoni che dicono alle 9:15, 9:30, io li ho visti nella corte quei due lì, erano già tornati da Como, non potevano battere uno scontrino alle 21:45. Da dove arriva quello scontrino è facile immaginarlo, dagli inquirenti che l'hanno messo agli atti per falsare la verità. Questa è un'altra cosa clamorosa, no? Però è scivolata via nel disinteresse più completo, perché siamo dentro la bolla di Garlasco. Allora io ho paura che queste riflessioni sul marcio del sistema, ecco, poi ti lascio la parola, ma queste riflessioni che sarebbero di pubblica utilità, perché non è semplicemente la curiosità di sapere chi ha ammazzato Chiara Poggi, che è importante per carità, o di chi è l'impronta 33 che ci andiamo a perdere in un ginepraio e non ne usciamo più. Qua invece si tratta di capire come possiamo emendare eventualmente dei sistemi corrotti, perché anche a Erba c'è uno scenario ma è lo stesso. Che non è diverso da quello di Garlasco nella sua struttura base, no? Quindi come si può arrivare a questo punto di pubblica utilità vera? Perché tutte le altre sono rappresentazioni sceniche. Ma io non penso che sia stato passato sotto silenzio perché c'è Garlasco. Io penso che
perché noi siamo interessati solo a Garlasco, può essere, ma io penso che sia stata passata sotto silenzio perché sarebbe stato devastante anche per Garlasco implementare quella notizia. Oggi, quando ho fatto quella diretta con Sant'Andrea, una persona ha chiesto se esiste un sistema scientifico e strutturato di depistaggio. Sì, e lo abbiamo visto in azione con le stesse procedure, con le stesse, secondo me, con le stesse caratteristiche, con scenari molto simili a Erba come a Garlasco. Perché i soggetti in scena, sul palcoscenico, hanno le stesse caratteristiche. Noi parliamo di persone in divisa, noi parliamo di persone che hanno la responsabilità delle indagini. Io ricordo che dopo Erba mi chiamò per altri motivi il dottor Giuttari dopo l'omicidio e mi disse: guarda Marco, che quei due subito, quei due quando non c'entrano niente, lì è evidente che è una storia che richiama il traffico di stupefacenti, di droga. Qualche giorno dopo quel delitto furono uccisi due pusher albanesi lì vicino, che non venne messa in relazione. Allora la mia idea, che furono uccisi, la mia idea da romanziere, furono uccisi i killer che avevano avuto il compito di fare quell'operazione. E perché il tema è sempre: bisogna depistare quando ci sono grandi interessi che richiamano a faccende di corruzione con dentro anche la criminalità organizzata e il traffico di droga. Non c'è niente da fare. Quello bisogna mettere in campo tutte le forze oscure ed è strutturato. Da una parte però, Garlasco, tu hai una procura, il procuratore capo Napoleone, la procura di Pavia, che agisce. Dall'altra parte hai solo uno sparuto gruppo di giornalisti, come te, come altri, che si pongono delle domande. C'è una sproporzione. Se là il riflettore su Garlasco si è acceso e rischia di accendersi anche sul tema trascurato, quello del marcio strutturale, è perché c'è una procura che sta indagando. A Como ci sono solo giornalisti che indagano e la cosa è molto diversa. Io ho visto anche molti colleghi, tra quelli che vanno in televisione, no, parlando di Garlasco, che parlano perché sanno che alle spalle c'è la procura. Lo so, non riguarda me. No, non te, chiaramente. No, nel senso che è un ragionamento, l'onda di Clean arriverà anche a Como. Io sono convinto di questo. Sta già arrivando a Cuneo, sta già arrivando... Tu dici che quest'opera di pulizia potrebbe portare a riaprire anche il caso Erba? Sì. Io non c'è nessuna connessione, ma che ci siano dei dubbi sulla morte della dottoressa Siani, dell'ex moglie del dottor Napoleone, che operava a Como. In quella zona là. Che stava indagando su connessioni che portavano anche alla criminalità organizzata. Insomma, non c'è un collegamento, ma c'è una realtà che è quella del traffico di droga, appunto, e delle complicità di pezzi dello Stato con la criminalità. Cioè, per me è questa e penso, perché l'altra cosa che ci sono pochi giornalisti a Garlasco, anche perché la procura di Pavia sta indagando seriamente e non è che fa conferenze stampa ogni 5 minuti, ecco. E quindi è difficile, è molto stimolante per un giornalista, perché deve andarsi a cercare notizie da solo, perché non c'è quello che gli passa la cartuzzella di nascosto, eccetera. Ecco. Però secondo me il punto centrale è questo qua, e penso che dalla procura di Pavia possa partire un'operazione molto grande, molto più vasta,
di quella che adesso noi vediamo. Che a quel punto diventerebbe una Mani Pulite veramente, non la Mani Pulite del 92. Tutta italiana. Io sono curioso di vedere se questa tua profezia o previsione si avvererà, se si arriverà a questo livello e non ci si fermerà a questo livello scenografico che vediamo adesso in televisione. Certo. Ma io penso che l'argomento ci sia, che il tentativo sia questo, che la linea guida della Procura di Pavia sia questa, che ha tanti nemici interni, perché ci sono i reflui del passato, non è che mettono i bastoni tra le ruote continuamente, in tutti i modi alla Procura di Pavia usano l'omicidio di Chiara Poggi anche per mettere i bastoni tra le ruote per l'inchiesta di Clean. Però io penso, l'unica domanda che mi faccio è se lo lasceranno arrivare fino in fondo. Ma io penso che la sua l'idea del dottor Napoleone e dei suoi collaboratori più stretti sia questa. Quindi siamo al prologo, non siamo che al prologo, mettiamola così. Io intanto ringrazio Marco Gregoretti, la mezz'ora è volata via. Ripartite dal suo canale YouTube Marco Gregoretti giornalista. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Ciao anche a te, ciao, grazie mille.